Una bomba è esplosa questa sera a Napoli, e se sei tifoso del Napoli, è meglio che ti prepari. Perché quello che sta accadendo dietro le quinte potrebbe cambiare completamente il destino del nostro club. Siamo tornati con un altro aggiornamento bollente, uno di quelli che fanno battere il cuore più forte. E come sempre, il nostro impegno è portarti le notizie più fresche, con la credibilità e la passione di chi vive davvero il Napoli, ogni singolo giorno. Ma prima di svelarti questa notizia da togliere il fiato, lascia subito un like al video. Iscriviti al canale e attiva la campanella, perché da un momento all'altro può arrivare un'altra svolta. E oggi, l'atmosfera nei corridoi del Napoli è pura tensione e aspettativa. Qualcosa di grande sta per accadere, qualcosa che potrebbe sorprendere anche i più scettici. E ora, te lo raccontiamo nei minimi dettagli. Il rinomato giornalista Fabrizio Romano lo ha appena confermato. Miguel Gutiérrez è a un passo dal diventare un nuovo rinforzo del Napoli. La trattativa con il Girona è ormai in fase conclusiva. E la cifra concordata si aggira intorno ai 18 milioni di euro più bonus, con le ultime conversazioni focalizzate su una clausola di rivendita futura. Cosa manca? Solo il via libera di Aurelio De Laurentiis per mettere tutto nero su bianco. Secondo Romano, Gutiérrez ha già detto sì al Napoli e desidera indossare la maglia azzurra già in questa finestra di mercato. Il giocatore è entusiasta all'idea di lavorare con Antonio Conte e si vede già parte integrante di un gruppo ambizioso per questa nuova stagione. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è vicino a chiudere il suo settimo colpo dell'estate, consolidando un mercato fatto di strategia e qualità per costruire una squadra forte e versatile. E non è stato solo Fabrizio Romano a lanciare la notizia. Anche Matteo Moretto, altro esperto di mercato europeo, ha confermato tutto attraverso il suo canale YouTube, sottolineando che Gutiérrez è in arrivo al Napoli e che mancano solo alcuni dettagli minori da definire con il Girona. L'accordo è praticamente fatto, e il rinforzo sembra ormai certo. Gutiérrez, noto per la sua velocità, capacità di spinta offensiva e lettura tattica raffinata, arriva per giocarsi il posto e alzare il livello competitivo della rosa allenata da Conte. Questo movimento conferma l'intenzione della dirigenza di offrire al mister le pedine giuste per competere ad alto livello in Serie A e lasciare il segno anche in Champions League. Se De Laurentiis darà il semaforo verde nelle prossime ore, Miguel Gutiérrez sarà ufficialmente un giocatore del Napoli. E ora la parola passa a te, tifoso del Napoli. Cosa ne pensi di questo possibile arrivo di Miguel Gutiérrez? Secondo te, ha il profilo ideale per rinforzare la fascia sinistra della nostra squadra? Faccelo sapere qui sotto nei commenti. Perché la tua opinione è fondamentale per mantenere viva e attiva questa grande comunità azzurra. E ovviamente, un super grazie a tutti voi che seguite il canale. Vi iscrivete e condividete questa passione per il Napoli con il mondo. Restate connessi, perché il mercato riserva ancora sorprese, e noi saremo qui per raccontartele tutte. Alla prossima, e forza Napoli, sempre!